Sono Lorena, faccio parte dell'Associazione di Sguardi di Donne, la quale, come varie iniziative, ha anche l'iniziativa della scuola di italiano per donne emigrate. È un'associazione che è nata ancora nel 2008 per per valorizzare le espressioni artistiche delle donne, per aprire spazi socio-culturali in città, che sono spazi molto ridotti attualmente e anche molti anni fa, per cui abbiamo iniziato con rassegne cinematografiche appunto di donne registe, appunto per portare uno sguardo diverso sulle problematiche del sociale. Perché abbiamo fatto anche questa scelta? Perché uscendo in città incontriamo molte donne straniere, ed essendo noi dell'associazione insegnanti, ed essendo noi anche quelle che negli anni 90 e 2000 hanno accolto per prime i bambini e le bambine straniere, abbiamo capito quanto era importante riuscire a comunicare con le mamme, oltre che con il papà di questi bambini e bambine. Siamo partite con pochissime iscritte, 10-12 iscritte, all'interno sempre di una collaborazione col secondo istituto comprensivo di Conegliano. Poi nel tempo abbiamo allargato a tutti i 3 istituti la collaborazione e arriviamo ad accogliere nelle iscrizioni oltre le 60 donne.